Bentrovati amici a Sicilia 24 Focus. Oggi parliamo di violenza di gruppo, di ragazze stuprate. L'ultima denuncia arriva da Val Guarnera, una ragazzina di 17 anni ha denunciato di essere stata violentata da un artigiano. Le indagini sono in corso, ma quel che sta sconvolgendo l'opinione pubblica è certamente l'ultimo episodio che poi ha avuto una rilevanza sui social, è quello dello stupro di Palermo, dove una ragazzina è stata violentata da un branco di 7 ragazzi. Uno all'epoca dei fatti era minorenne, a 17 anni, ma poi subito dopo ha compiuto 18 anni e tutto è stato esposto sui social. Come vengono vissuti questi social? Sono diventati sempre più spesso luogo di immagini forti, di violenza, luogo anche dove i ragazzi espongono non solo il loro corpo ma anche le loro invettive nei confronti di altri loro coetanei. Abbiamo voluto chiamare questa puntata Schiavi dei social, perché i ragazzi sono costantemente alla ricerca, o almeno sembrano costantemente alla ricerca del like, del consenso che arriva attraverso i social. Ne parliamo con il professore Davide Bennato, che è un docente di sociologia dei media digitali dell'Università di Catania. Ben trovato, bentornato, grazie per aver accolto il nostro invito. Cosa sta accadendo nell'universo social, ma soprattutto in questo universo dei ragazzi che stanno utilizzando i social per esprimere anche i loro sentimenti, che spesso però sono di rabbia, di fatti di parole violente, di accuse? Allora, volendo fare un discorso molto generale, possiamo dire che stiamo assistendo ad un cambiamento di tipo antropologico, proprio c'è stato proprio un cambiamento molto profondo, cioè i social non vanno più intesi semplicemente come dei mezzi di comunicazione digitali, ma vanno intesi anche come degli strumenti attraverso i quali i ragazzi, ma non solo loro, anche gli adulti, lo utilizzano in continuità con la propria identità. Quindi non c'è più una distinzione netta tra la realtà quotidiana e la realtà dei social, ma si sono tutte mescolate in una strana, diciamo così, strumento ibrido, spazio sociale e relazionale ibrido, che può portare in alcuni casi anche a delle situazioni piuttosto difficili da interpretare, come alcune cose che sono a riguardo della cronaca che riguarda lo stupro di Palermo. Quindi sicuramente quello che stiamo assistendo è una mutazione antropologica da questo punto di vista. Quali sono le conseguenze di questa mutazione antropologica, se in senso negativo o in positivo, è ancora presto per dirlo. Sicuramente le cose che saltano agli occhi di tutti noi sono le conseguenze nefaste, o comunque quelle un po' più negative, problematiche. Però sicuramente ci sono anche degli aspetti più interessanti che però ovviamente hanno bisogno di tempo per potersi sedimentare. Secondo una ricerca dell'Università Cattolica, il 97% dei ragazzi è costantemente in contatto, utilizza lo smartphone, quindi il cellulare, e le ore che si trascorrono proprio su internet, sui social, sono veramente abnormi. Negli ultimi 10 anni sono più che duplicate. Quindi è un tempo molto grande, tantissime ore, quindi c'è anche il rischio di perdere quella che è il senso della realtà. Allora, diciamo che questo dato conferma in realtà alcuni dati che stavano già cominciando a emergere all'inizio del 2000, no? Quando si parlava in ambito internazionale di quello che si chiama il perpetual contact, cioè la possibilità delle persone di stare in contatto perenne con la propria rete di contatti. Ovviamente all'epoca non c'erano tutti i social di riferimento che un po' hanno modificato anche alcuni tipi di comportamenti, alcune strategie relazionali. Io non me la sento di essere, diciamo così, un Savonarola fino in fondo nei confronti del cellulare, perché il cellulare con gli strumenti anche digitali connessi al cellulare ha anche potuto creare tutta una serie di opportunità comunicative, relazionali. Pensiamo all'utilizzo che abbiamo fatto di questi strumenti durante il periodo della pandemia e del Covid, no? Quindi che sono anche stati strumenti per sopperire ad una distanza sociale. Però sicuramente c'è bisogno di un'educazione. Lo so che quando uno sente il termine educazione dice sono sempre tempi lunghi, ma in realtà l'educazione è importante, perché noi siamo entrati in un mondo in cui non c'è più la distinzione tra lo spazio fisico e lo spazio digitale. Noi anche
anche noi adulti non abbiamo sempre chiari gli strumenti con cui accedere a questi spazi, basta pensare ad alcune gaffe, no, che accadono in strumenti anche molto semplici come i gruppi WhatsApp, no? Possono crearsi delle gaffe relazionali e comunicative. Questo vuol dire sostanzialmente che abbiamo bisogno di una, diciamo anche noi grandi, ma soprattutto i ragazzi, di un'educazione a questo strumento, cosa è giusto fare, cosa è possibile non fare, soprattutto capire che comunque dall'altra parte c'è sempre un essere umano, anche se non c'è spesso questa percezione, perché in realtà noi interagiamo con immagini e con video, raramente, no, con persone nella loro fisicità. Infatti capita molto spesso che nei rapporti, nelle relazioni, se una persona già la conosci, questo capita sia per gli adulti che per i ragazzi, ovviamente hai diciamo così, un rispetto, una capacità di relazionarti che è praticamente indistinguibile dai rapporti faccia a faccia, mentre quando questa situazione manca, cioè quando non c'è la percezione che dall'altra parte c'è una persona che tu conosci, in realtà questo rispetto tende a venire meno. È il caso dei troll, è il caso degli haters e tutta quella nomenclatura di persone che si relazionano online solo per criticare qualcun altro. Certo, ritornando allo stupro di Palermo, vediamo come i ragazzi avevano questo desiderio, e lo hanno anche fatto in parte, di far veicolare le immagini di quello che avevano fatto lo stupro. Quindi c'è anche, ricordiamo alcune challenge di quei ragazzi che hanno invece investito e ucciso un bambino, i fatti risalgono a qualche mese fa. Ecco, anche lì c'è non solo la ricerca del consenso, ma anche del denaro in certi casi. Di contro vediamo la vittima, la ragazzina di 19 anni, che ha affidato ai social da un lato la sua rabbia, il suo come dire, la sua contrarietà a quanto le era accaduto e soprattutto ha voluto lanciare un messaggio molto forte: basta, non diciamo più che è colpa, che ce la siamo andate a cercare solo perché io avevo messo delle immagini di me stessa svestita o comunque molto truccata o perché utilizzavo delle canzoni un po' spinte, eccetera. Di contro poi adesso col passare del tempo la ragazza sta avendo un crollo psicologico e ancora una volta è sui social che sta manifestando questo suo malessere. Ecco, è come se internet, i social siano diventate la piazza, non più la confidenza fatta alla mamma, al papà, all'amico, all'insegnante, all'educatore che sicuramente in questi momenti avrà accanto, ma affida tutto ai social. Allora, in termini generali, diciamo così, noi utilizziamo, e poi dove per noi intendo sia ragazzi che adulti, utilizziamo i social in continuità con la nostra vita quotidiana. Quindi in realtà noi sappiamo che quando apriamo una piattaforma qualunque, possa essere Instagram, TikTok oppure l'ormai vetusto Facebook, ovviamente noi sappiamo che dall'altra parte c'è una rete di contatti di cui una parte noi abbiamo delle relazioni strette, quindi la utilizziamo in continuità con diciamo così, con l'intimità virtuale che noi abbiamo, che possiamo avere queste persone, con altri invece semplicemente si comportano come un pubblico, cioè persone con cui abbiamo dei contatti e che si confrontano rispetto ai contenuti che pubblichiamo come se fossimo appunto degli editori, no? Come se noi fossimo alla stregua di una pagina o di qualunque altra cosa. Questo ovviamente fa saltare il meccanismo della relazionalità umana, cioè quando io trovo un contenuto anche piuttosto forte, però pubblicato da una persona che io conosco, ovviamente mi interagisco in maniera diversa che se io quello stesso contenuto lo trovo da un personaggio mediaticamente molto visibile ma che io non conosco personalmente, possa essere anche semplicemente un contatto che io ho conosciuto una volta, che però ho mantenuto all'interno di questo spazio digitale. Questo crea una strana situazione per cui alcune cose siamo portati a dirle perché la rete di contatti che abbiamo online ripercuote la rete che noi abbiamo di amici nella vita di tutti i giorni. Dall'altra parte però c'è tutto un pubblico di persone che non ci conosce o non ci conosce così bene, che ovviamente si trova diciamo così un po' spiazzato da alcuni contenuti che possiamo contare. Per quanto riguarda invece l'utilizzo da parte della ragazza di Palermo di uno sfogo, che prima è diventato uno sfogo e poi è diventato un crollo, in realtà questo è in continuità con l'utilizzo che fanno gli adolescenti di questo tipologia di spazi. Gli adolescenti sanno perfettamente che all'interno di quegli spazi hanno da un lato un pubblico circoscritto delle persone che li conoscono, ma dall'altra parte persone, diciamo così, questo messaggio può andare al di là della propria rete di contatti, come è successo e come sono stati gli attacchi. Quindi da questo punto di vista c'è una strana ambiguità, quella che viene chiamata il paradosso della privacy, cioè da un lato cercare di mantenere
mantenere un contatto costante con la proprietà di contatti che viene ricostruito negli spazi sociali, ma dall'altra parte ci sono tanti estranei che intervengono in questa cosa con le proprie reazioni. E che dicono la loro. Ma quel che è interessante è che anche il ragazzo più giovane, il minorenne che poi è diventato maggiorenne, era andato in carcere, si pensava, almeno dai giudici che lo hanno sentito, avevano avuto la percezione, la sensazione che il ragazzo avesse capito la gravità del suo gesto e quindi lo hanno scarcerato. Dopodiché invece il ragazzo continuò sempre sui social a vantarsi un po' guascone, un atteggiamento così, e quindi è tornato in carcere. Ecco, è come se non ci fosse l'esatta percezione di quello che è bene, di quello che è male, come dire, della gravità del gesto effettuato. Io a tal proposito vorrei sentire, perché abbiamo sentito Monsignor Luigi Renna, l'arcivescovo di Catania, proprio su questo punto. I ragazzi sono in grado di percepire o pensano di vivere sempre in questo grande circo mediatico che è internet, quindi social, questo desiderio di avere costantemente il consenso, la popolarità. Sentiamo Monsignor Renna. Distinguere il bene dal male, certo, è questione della nostra coscienza, ma la nostra coscienza va educata, e se penso soprattutto non solo a quello che è accaduto a Palermo, ma alle migliaia di messaggi che sono passati sia per accusare quella ragazza e giudicare una persona che noi non conosciamo, ma anche per chiedere dei video di un atto che è brutale. Non è né umano né animale, perché gli animali non stuprano, gli animali si uniscono per concepire, gli uomini vivono anche la dimensione dell'amore, non certo quello della violenza. Tutto questo è frutto di un modo con cui si coltiva il rapporto con la sessualità sui social, perché la pornografia è una forma di violenza, ma se un ragazzo ne ha accesso ad un'età così precoce, se si nutre quotidianamente, senza filtri, ecco, come può un domani avere un giudizio diverso? Allora abbiamo bisogno semplicemente di recuperare la bellezza del pudore che fa parte dell'educazione e che credo ad una certa età tutti quanti abbiamo visto nei nostri genitori, nei loro discorsi, nel modo di guardare. Se è stato fatto nel passato da gente anche molto più umile, perché non si può fare oggi? Ecco, queste le parole di Monsignor Renna, come possiamo commentarle? Allora, sicuramente dal punto di vista etico sono parole che ovviamente hanno una certa profondità, una certa importanza. Volendo fare un'interpretazione, diciamo così, laico-scientifica, che quella, diciamo così, è la parte che più mi appartiene sicuramente come uomo mi trovo vicino a Monsignor Renna, ovviamente come scienziato sociale devo concentrarmi appunto sugli aspetti un po' più analitici. Allora, quello che è successo è che sono due gli elementi che sono entrati in gioco. Il primo elemento è l'elemento del fatto che in alcuni contesti sociali abbiamo perso la percezione del fatto che dall'altra parte ci sono delle persone e noi interagiamo sempre più spesso con immagini di cui non abbiamo sempre la certezza che siano, adesso la dico con una metafora un po' forte, che siano veramente gli esseri umani. Questo ha portato a non considerare esseri umani persone che non conosciamo, persone che esistono solamente all'interno degli spazi digitali, per poi accorgersi che diventano umani solamente quando c'è un trauma, come in questo caso. E questo è sicuramente una componente, cioè il fatto che uno spazio, l'essere sempre perennemente connessi agli strumenti digitali ha fatto perdere la percezione dell'umanità delle persone. Questo è un aspetto. Il secondo aspetto è poi proprio relativo al consumo di contenuti sessisti, di contenuti violenti, di contenuti pornografici degli spazi digitali. Allora, non è la prevalenza dei contenuti, ma c'è una consistente parte di queste tipologie di contenuti. Questo vuol dire sostanzialmente che i ragazzi stanno cominciando ad avere paradossalmente un'educazione emotiva, un'educazione sessuale che passa attraverso questi contenuti. È come dire che io voglio capire com'è il mondo intorno a me, diciamo così, vedendo solo i film di fantascienza o solo i film horror. Ovviamente avrò da questo punto di vista una percezione assolutamente di tipo alterata, perché come tutti sanno la pornografia è un genere mediale e come tutti i generi mediali è una simulazione di quello che può essere un rapporto sessuale. Questo fa capire sostanzialmente una cosa, che non possiamo più permetterci il lusso come genitori, come persone, ma anche come adulti nel confrontarci su questi temi, di lasciare da soli i ragazzi con questi strumenti. Questi strumenti sono un'opportunità.
punto, però vanno legittimati in quanto opportunità, perché ovviamente se noi lasciamo nelle mani dei ragazzi la prevalenza della strategia commerciale delle piattaforme, la prevalenza delle strategie mercatiste degli algoritmi, ovviamente danno una prevalenza ai contenuti di intrattenimento non sempre educativamente validi e sottodimensione invece altri contenuti di cui ovviamente la rete è piena, quindi bisogna educare anche della capacità di trovare questi tipi di strumenti. Il discorso è questo, che si va così veloci in questo ambito che anche i genitori possono non avere gli strumenti per stare accanto ai ragazzi, quindi resta solo la scuola, ma anche lì ci sono, la domanda resta probabilmente anche molto aperta, ci sono degli insegnanti in grado di poter, come dire, aiutare in questo senso i ragazzi, educarli? Allora, prima faccio un ragionamento da educatore, sì, perché esatto, in quanto professore certo, universitario sono educatore, ma poi faccio un ragionamento da padre, essendo io genitore di una figlia, diciamo così, in fase preadolescenziale. Allora, sicuramente la scuola non è più sprovvista, come qualche anno fa, della capacità di interpretare criticamente questi strumenti. Sono entrati sistematicamente nell'educazione dei ragazzi, sono entrati anche sistematicamente nell'educazione degli stessi docenti. Quindi da questo punto di vista sicuramente non è più un alieno il telefonino o la piattaforma digitale. Sono degli strumenti con cui ci si confronta sempre più spesso. Da questo punto di vista sicuramente la pandemia ha avuto da che fare, perché ha costretto all'educazione tecnologica un sacco di persone che prima avevano sottodimensionato questo aspetto. Quindi questo è sicuramente un aspetto positivo della scuola. Però, dal punto di vista di come genitori, e come genitore della fattispecie, è molto difficile andare dietro ai consumi culturali che i ragazzi hanno all'interno di queste piattaforme, perché è il meccanismo della stanzetta, cioè nel senso, tanto tempo fa, quando uno voleva consumare dei contenuti, il disco, il film, la chiacchierata con gli amici, si chiudeva nella stanza e in quel caso non potevano entrare in genitore perché è uno spazio completamente privato. Adesso questa privatizzazione dei contenuti avviene all'interno di un linguaggio particolare, di mettere dei filtri per l'accesso dei genitori e così via dicendo. Certo. L'unico modo che si ha per intervenire in questi spazi è prima di tutto avere un atteggiamento di educatori consapevoli, nel senso non negare sempre l'utilizzo di questi strumenti, ma problematizzarli, ma soprattutto, questa è una cosa che mi capita anche personalmente, riconoscere che alcune volte ci sono degli strumenti che loro usano che tu non conosci. Quindi anche mettersi nei panni di qualcuno che non necessariamente deve essere per forza competente in tutti gli strumenti, ovviamente crea anche un rapporto diverso con, nel mio caso, con la figlia e quindi c'è anche un modo di discutere se vale la pena utilizzare quella piattaforma oppure no. Di interagire, potrebbero essere anche i ragazzi a istruire i loro genitori e quindi si potrebbe creare questo bel rapporto. Andiamo in pubblicità e poi proprio sul ruolo dei genitori sentiremo la psicologa e psicoterapeuta Elena Ragusa. A tra pochissimo. Ed eccoci in studio con noi il professore Davide Bennato, sociologo, docente di sociologia dei media digitali dell'Università di Catania. Stiamo parlando dell'uso dei social che soprattutto viene fatto dai più giovani e dalla violenza che spesso si trasferisce su queste piattaforme. Ovviamente non stiamo demonizzando internet o i social, ma stiamo proprio affrontando questo particolare aspetto, sollecitati dagli ultimi fatti di cronaca, il più eclatante, la violenza di gruppo di Palermo effettuata nei confronti di una ragazza di 19 anni che ha affidato ai social, così come i suoi stupratori, tutto il suo mondo, il suo universo, in quel caso prima di rabbia e poi di sofferenza. E parlavamo del ruolo dei genitori che è importante così quanto quello della scuola, e a tal proposito vorrei lanciare il contributo che ci ha fornito la psicologa e psicoterapeuta Elena Ragusa. Sentiamola proprio su questo aspetto. La spettacolarizzazione della violenza che purtroppo attraverso i media, attraverso Facebook piuttosto che i social, qualunque essi siano,
diventa semplice, perché il filtro è un video, il filtro è un telefonino e la violenza che io ho esercitato diventa strumento di socialità. Quindi questa socialità fondata eccessivamente sul virtuale, appunto sull'uso, no, di questi mezzi che non ci consentono di confrontarci personalmente, fa sì che si possa tranquillamente spettacolarizzare ciò che ho fatto, e questo diventa strumento e diventa, come dire, per me modo per presentarmi agli altri, per essere approvato, per essere, come dire, incentivato, per essere socialmente, come dire, per avere una diffusione, no, del mio volto, di ciò che faccio, e quindi per avere un'approvazione pubblica in qualche modo. È chiaro che qui ci sarebbe da parlare veramente delle ore su ciò che invece possiamo fare, sull'evitamento di tutto questo. Due cose sono fondamentali: la presenza e i rapporti frontali, e noi che siamo gli adulti abbiamo il dovere morale, il dovere etico di diffondere questa cultura, ma soprattutto di viverla, perché ciò che i ragazzi fanno e mettono in pratica spesso scaturisce dal modello che hanno visto, dal modello che è stato più suggestivo. Il primo modello sono i familiari, sono i genitori, quindi se i genitori sono abituati a parlarsi, a toccarsi, ad abbracciarsi, sicuramente la cultura della presenza, del corpo, dell'emozione vissuta e praticata è fondamentalmente già automaticamente diffusa. Bene, fin qui la psicoterapeuta e psicologa Elena Ragusa. Volevo ricordarle il nostro numero di telefono, che è il 342 7455 005. Abbiamo pochissimi minuti perché stiamo quasi in chiusura, però se volete interagire, se volete dire la vostra sull'argomento che stiamo trattando, fatelo pure con un messaggio. Professore, cosa possiamo dire proprio in chiusura? Se volessimo dare dei consigli ai ragazzi, se ci stanno ascoltando, ai docenti, ai genitori. Ecco, la dottoressa Elena Ragusa parlava di questa interazione, di questo interagire adulti. Allora, secondo me ci vuole una specie di buone pratiche nell'utilizzo degli spazi digitali, e ci sono. Esistono vari protocolli da questo punto di vista. Io posso fare riferimento a 3 componenti principali. La prima è ricordarsi sempre che ogni volta che e questo dico sia a ragazzi che ad adulti, ogni volta che si utilizzano le piattaforme digitali si sta interagendo con un pubblico. Esatto. Può essere circoscritto, può essere ampio, ma è sempre un pubblico, e a meno che non abbiamo dei criteri molto stringenti, le sensibilità del pubblico di riferimento è molto molto ampio, quindi qualcuno che può considerare ovvia una riflessione, qualcun altro può non considerarla, quindi essere sempre molto discreti ma soprattutto rispettosi delle diversità altrui nel momento in cui si fa un video, si posta un link, si posta un messaggio all'interno degli spazi digitali. Questa è la prima componente. La seconda componente è ricordarsi sempre che questi luoghi ovviamente sono distorti. Distorti vuol dire che c'è una piattaforma che decide cosa farci vedere, ci sono delle foto che sono più viste e alcune meno viste, ci sono degli audio che sono più utilizzati e meno utilizzati. Quindi non è effettivamente la vita così com'è, ma è una vita alterata ad uso e consumo perché essa possa circolare all'interno degli spazi digitali. E quindi è fittizia sia nel senso positivo che nel senso negativo. Quindi attenti a quelli che postano solo cose positive e attenti solo a quelli che postano cose negative. La vita è molto più fatta di chiaroscuri. Il terzo elemento è capire sempre bene quali sono i limiti di quello strumento che stiamo utilizzando. TikTok può essere divertente, ma non è uno spazio per fare certe cose. Instagram può essere divertente, ma non è uno spazio per fare certe cose. WhatsApp può essere comodo, ma non è uno spazio per fare certe cose. Cioè capire anche quella che viene chiamata la netiquette, cioè le regole di buona educazione e di sani principi con cui utilizzare queste piattaforme. Mi sembra perfetto, mi è piaciuta l'espressione la vita è fatta di chiari oscuri, non è tutto bello, non è tutto brutto.
e quindi a volte si ha la sensazione, e questo può acuire anche un senso di solitudine da parte di alcune persone, perché si tende a mettere l'immagine più bella che noi pensiamo di avere, no? Esatto. Quindi che può essere il proprio corpo, la vacanza, il prendere un gelato, perché lo sappiamo sui social cosa viene postato. Spesso viene postato tutto ciò che a noi piace, tutto quello che riteniamo sia bello, felice, no? Mostriamo spesso una vita totalmente felice, che può anche qui può come dire, scatenare dei sentimenti di invidia, di gelosia. Altre volte esprimiamo dei nostri pensieri con delle frasi che magari sono infelici, e allora lì si scatenano tutti gli odiatori, le reazioni. Ecco, quindi bene ha fatto il professore, e la ringrazio per questo, di sottolineare che non è la realtà, la verità non sono i social, non è tutta sui social, è una porzione di vita, solo un aspetto della nostra vita, e anche quella va interpretata, va non subito giudicata. Tutto deve essere fatto nei limiti del buonsenso, dell'educazione, del rispetto per gli altri, e rispettare anche quelle che sono le etichette, ovvero le regole dei vari social, perché non sono tutti uguali, non si equivalgono, e quindi utilizzarli bene. Questo è l'auspicio, chiudiamo così questo nostro spazio. Grazie per averci seguito, ringrazio il professore Bennato, ringrazio ovviamente Monsignor Renna, che si è prestato a darci il suo contributo, e anche la dottoressa Elena Ragusa. Ringrazio voi che ci avete seguito, e anche la regia Roberto Stramondo che ci ha seguito fin qui. Grazie e alla prossima.